Scandalo, falsi Green Pass, colpo di scena, il giudice esclude le intercettazioni telefoniche per mancanza di motivazioni, l'assenza della prova fondamentale ora mette a rischio il processo ai 23 imputati. Immigrazione, sgomberi e politica, si infiamma il clima davanti Casugana, scambio di accuse tra Mario Conte e rappresentanti dell'opposizione, un saluto casuale è diventato un ring. Caso una bomber, Elvo Zornita, principale indagato all'epoca dei fatti, rinuncia alla prescrizione, totalmente estraneo ai fatti, dice il suo avvocato Maurizio Paniz. Speranze sempre più flebili per il 19enne schiantatosi con l'auto in piazza Tovena di Cison di Valmarino 2 notti fa, condizioni disperate per il giovane. Vicini e testimoni ancora sconvolti per la tragica fine della 53enne morta dopo l'impatto con la ringhiera su Lighetto, accertamenti sulla pericolosità del cancello, ispezione sulla salma. I familiari degli ospiti nelle RSA trevigiane lanciano un appello alla Regione, nasce una petizione per chiedere un tetto alle rette e aiuti sulle liste d'attesa. Medici di famiglia, da lavoratori privati a dipendenti pubblici e impiegati nelle case di comunità, la rivolta della categoria contro la riforma del ministro Schillaci. Un anno fa la morte di Giancarlo Gentilini, la lettera della moglie Maria e l'appello al sindaco Conte, porti il suo cappello alpino alla dunata di Genova, ai Domori il brindisi omaggio. In ospedale il presidente nazionale delle Pene Nere, dopo giorni di polemiche sul dono del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi, l'ANA attacca, non ha retto lo stress per la violenta campagna denigratoria dei leoni da tastiera. Nel giorno della presentazione degli eventi dell'anno marciano, il Patriarcato di Venezia conferma che Papa Leone verrà in Veneto e domani la Santa Messa di San Marco in diretta dalle 10 su Antenna 3. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali un vero e proprio colpo di scena che riguarda lo scandalo dei falsi Green Pass che aveva travolto molti nomi e volti noti della marca trevigiana. Il giudice esclude infatti dal processo le intercettazioni telefoniche che sono una prova davvero fondamentale. Il processo, proprio per questo, come ci spiega Daniela Sizzia, è a rischio. Inutilizzabili tutte le intercettazioni telefoniche, quelle che secondo l'accusa avrebbero definito l'associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. Una svolta che potrebbe cambiare tutto nel processo dei falsi tamponi Covid e falsi Green Pass. 23 imputati, tra cui l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu, che hanno deciso di andare a dibattimento, potrebbero essere assolti. La prova più importante per l'accusa non sarà ammessa al processo. Chiaramente la dichiarazione di inutilizzazione accolta oggi dal giudice rende certamente monco in maniera importante il processo. Il giudice Iuri De Biasi ha motivato la sua decisione spiegando che decreti autorizzativi delle stesse intercettazioni non sarebbero state motivate dal GIP Marco Biagetti. In particolare la Corte ha precisato che gli atti del giudice per le indagini preliminari avrebbero dovuto contenere un'autonoma valutazione sulla gravità degli indizi e sull'esigenza di procedere alle intercettazioni. Una decisione che cambia tutto. Saranno sentiti soltanto i testimoni che però senza il supporto delle intercettazioni telefoniche potranno riferire dei fatti, in particolar modo attività di osservazioni e controllo che però non sono sufficienti a nostro giudizio per concludere in senso di una penale responsabilità a carico degli imputati il processo. Un'inchiesta, quella dei falsi Green Pass, che aveva coinvolto, oltre ai 23 imputati, altre 9 persone. 6 avevano deciso di patteggiare, per 2 era stata concessa la messa alla prova ed uno infine aveva deciso per il rito abbreviato. Diversa la situazione per chi ha scelto un rito alternativo. Per coloro che hanno deciso di definire con patteggiamento o con rito abbreviato, laddove non sono stati già eccepiti, parlo del rito abbreviato, difetti dei decreti di intercettazione, saranno giudicati con il materiale probatorio delle intercettazioni che
fanno parte in quel caso del processo. Il meccanismo, secondo gli investigatori, sarebbe stato semplice: sarebbero stati fabbricati falsi test positivi oppure sarebbero stati clonati codice QR code di soggetti vaccinati. I dati caricati sul portale della regione inducevano in errore il sistema che emetteva certificazioni valide per chi voleva aggirare le restrizioni. Le intercettazioni telefoniche avrebbero svelato poi il traffico di Green Pass falsificati in tutta la sua portata per clienti provenienti addirittura da fuori regione. Ora il processo rischia un brusco stop. Immigrazione, sgomberi, politica, si infiamma il clima davanti Casugana, scambio di accuse reciproche tra Mario Conte e rappresentanti dell'opposizione. Un saluto casuale è diventato un vero e proprio ring dialettico. Ma non essendoci mai dove, io mica sono in consiglio comunale, sono segretario di un partito, di che cosa stai dicendo? Tu sei stato capogruppo, no, scusi, questo signore è stato capogruppo del Partito Democratico quando il vice sindaco Grigoletto faceva esattamente la stessa cosa al Parco Appiani, sgombrato, pulito, sanificato. Questo era il capogruppo del PD. Ed eravamo lì a dire che si sbagliava. Ed eravamo lì democraticamente a dire che uno dei nostri stava sbagliando. Mario, dai, tutti sempre nelle personali. No, sei tu che chiacchieri. E pensare che l'incontro, per quanto casuale, sotto Casugana era iniziato con toni cordiali e rilassati, protagonisti da una parte il sindaco Mario Conte e l'assessore Sandro Zampese, dall'altra Giovanni Tonella, segretario cittadino del PD, Said Caibi e Marco Scolese per AVS. Un semplice saluto è così diventato un ring, per quanto dialettico, nei giorni caldi degli sgomberi tra Dal Negro e Appiani. Lo scambio di accuse è reciproco, strumentalizzazione, la parola ricorrente. La nostra gente ci chiede che i parcheggi siano utilizzati come parcheggi, che siano sanificati, che siano sicuri e che siano messi in sicurezza. Poi quelle che sono persone devono essere accompagnate in un percorso di inserimento anche sociale, cosa che stiamo facendo con Caritas, con Sant'Egidio, con la nostra gente, anche tutti i cittadini, ma non certo con quella gente, tra le quali c'è anche gente vostra, che in modo strumentale porta una piccola parte dei migranti, perché gli altri non li ha mai considerati, sotto il municipio. Che sono inaccettabili, allora, Mario. Se volete provocare, no, Mario, se volete fermi. No, la stai portando tu. Mario, fermo. Allora, questa è un'insinuazione, Mario, che non è vera. Esattamente, il tema è questo. Convoca un tavolo qui con tutti i soggetti. Diamo una mano alla città. Noi vogliamo dare una mano alla città. Riepilogando, l'opposizione, Giovanni Tonella in testa, chiede un tavolo permanente sul fenomeno migratorio allargato alle categorie economiche. Tavolo che, dice il sindaco, c'è già ed è pure operativo. Muro contro muro, che riguarda anche la riapertura del dormitorio di via Pasubio. In una nota congiunta è l'intera opposizione a chiederla in via emergenziale. Tranchant, il primo cittadino. Per quanto riguarda invece la riapertura di via Pasubio, purtroppo non è possibile questa soluzione, perché quell'immobile avrà un'altra destinazione pubblica che fra qualche settimana verrà annunciata. Ciò che non è giusto è che ci siano delle persone che siano costrette a dormire per strada. Il sindaco può dire quel che vuole, ma il problema c'è e va affrontato. Abbiamo portato delle proposte, adesso il sindaco ci ascolti. Immigrazione, lavoro, case introvabili. Da tempo tra maggioranza e opposizione i toni non erano così accesi. Noi stiamo facendo delle proposte, arriveremo in consiglio comunale e faremo delle proposte. Togliti dalla schiera di chiacchiere, di coloro che chiacchierano e fanno politica, e vieni nella schiera di coloro che lavorano. da molto tempo e sai che noi lavoriamo, non chiacchieriamo. Vieni dalla parte di quelli che lavorano. No, noi abbiamo sempre lavorato, Mario. Questa è una situazione che non ci può dalla fare, parte di Mario. coloro che lavorano. Giallo, una bomber, torna sotto i riflettori l'ingegnere Elvo Zornit, che sceglie di rinunciare alla prescrizione di fronte al GIP di Trieste per ottenere una sentenza che dichiari ufficialmente la sua totale estraneità ai fatti. Torna sotto i riflettori il caso Una Bomber. L'ingegnere Elio Zornitta, per anni il sospettato numero 1 della scia di attentati che ha terrorizzato il nord-est, nelle scorse ore ha scelto di rinunciare alla prescrizione, una decisione volta ad ottenere una riabilitazione totale nell'inchiesta riaperta nel 2022. Nel corso dell'udienza ho ribadito l'inutilità di ulteriori approfondimenti, anche perché ampiamente esaminati nel vecchio
procedimento concluso con la richiesta di archiviazione del 2008-2009. Ho spiegato le ragioni per le quali ritengo che la richiesta della parte opponente sia palesemente infondata, e ho naturalmente fatto presente che l'ingegner Zornitta ha dichiarato di non volersi giovare della prescrizione, volendo ottenere a tutti gli effetti un proscioglimento pieno. Nonostante il giudice per le indagini preliminari di Trieste abbia preso in esame l'opposizione all'archiviazione delle vittime, l'ultimo supplemento di indagine sul DNA ha scagionato ancora una volta l'ingegnere. Penso che la richiesta formulata dalla parte opponente sia totalmente infondata e determinata da una non precisa conoscenza di tutti gli elementi probatori che sono stati acquisiti nel corso della lunga istruttoria di una ventina anni fa, perché ripercorrono iniziative giudiziali che sono già state ampiamente sviluppate con esito totalmente tranquillizzante per l'ingegner Zornitta. Dopo una superperizia da 10.000 pagine senza prove, la procura chiede l'archiviazione. Ora la decisione finale spetta al giudice Flavia Mangiante. Nei titoli vi avevo parlato di un ragazzo in fin di vita, vi devo purtroppo aggiornare proprio di questi minuti la conferma della morte del 19enne che si è schiantato contro il cancello, il muro di un'ex scuola a Tovena di Cison di Valmarino, un fatto che vi avevamo documentato, il tragico epilogo quindi in questi minuti. Le condizioni del giovane erano davvero disperate, un impatto devastante, l'auto distrutta, lo vedete in Piazza della Vittoria, il corpo sbalzato dalla vettura è finito sui gradini di un edificio. Il 19enne di origine moldava aveva trascorso la serata con degli amici proprio in un bar poco distante dal luogo del drammatico incidente, poi aveva preso la macchina, pochi istanti il tragico schianto, immediatamente soccorso. Le condizioni del 19enne erano apparsi fin da subito gravissime e poco fa sono terminate le pietose procedure di accertamento. Il giovane è quindi deceduto al Cafoncello. Accertamenti sulla pericolosità della recinzione, ispezione diagnostica sulla salma, sono i passi dell'inchiesta sulla tragica fine della 53enne morta trafitta dalla ringhiera ieri sera a Pieve di Soligo. Amici, conoscenti, residenti sono tutti sconvolti. In questa strada, a Solighetto, è tutto un susseguirsi di amici e vicini di casa di Angela Varavco, che ha perso la vita in un modo che ha dell'incredibile, trafitta dalla recinzione di un giardino. È il dolore di un'intera comunità per una persona che viveva a Pieve di Soligo da oltre 20 anni. Sono le 19:30, le famiglie di via Possamai stanno cenando, una strada tranquilla, poco traffico, una quiete interrotta dalla tragedia che si consuma in un attimo in corrispondenza di una leggera discesa e di una curva. Angela probabilmente perde il controllo della sua bicicletta, si schianta contro la cancellata di un'abitazione e rimane trafitta, morendo sul colpo. Ho visto le macchine passare, ma si fermavano e ora stiamo mangiando goita me fia. Qua è successo qualcosa sicuro, andiamo fuori e vediamo la signora piccata alla ringhiera, ma ha fatto tutto da sola. Non so. Una tragedia pazzesca. Io non ho mai visto una cosa simile. Veramente incredibile, proprio una cosa veramente incredibile, perché purtroppo la vita è così. Non era mai successo niente di incidenti o altro in questo momento? Non è mai successo niente, qua mai successo incidenti qua. Un destino terribile per Angela Varavco, 53 anni, di origine moldava, che viveva a poche decine di metri dal luogo della tragedia, una discesa che aveva già percorso migliaia di volte e un incidente sul quale stanno indagando i carabinieri, anche se pare escluso che siano coinvolte altre persone, auto o moto. Quanto alla pericolosità della cancellata è un tema al vaglio degli investigatori e sul quale si pronuncerà la magistratura. Cordoglio anche da parte del sindaco Stefano Soldanna, la famiglia. Angela era ben voluta. Si fermano due donne a depositare un fiore. Era un'amica speciale, una brava persona, mormorano tra le lacrime.
Vi mostro anche l'apertura di Treviso Today, il quotidiano online diretto da Nicola Cendron. Schianto contro un muro, 19enne morto dopo un giorno di agonia. È la notizia che vi abbiamo dato poco fa. Marian Rakovita, di origini moldave, viveva con la sua famiglia a Vittorio Veneto. Voltiamo pagina con i temi dell'attualità. I familiari degli ospiti nelle RSA trevigiane lanciano un appello alla Regione. Nasce una petizione per chiedere un tetto alle rette, aiuti sulle liste d'attesa e impegnative. Abbiamo 4.000 ospiti che non hanno il sostegno della Regione. Oggi le rette variano per chi entra con l'impegnativa sociale da 57 a 69 euro. Senza l'impegnativa regionale le rette arrivano a 117 euro e quindi questo diventa un esborso quasi 3.800 euro al mese per questi anziani. Parte da Treviso una raccolta firme diretta al presidente Stefani, agli assessori Gerosa e Roma e al presidente di Anci Veneto Mario Conte per chiedere che si intervenga a favore delle migliaia di anziani che oggi sono vittime del caro rette, di liste d'attesa chilometriche per entrare in struttura e soprattutto non fruiscono delle impegnative regionali che sgraverebbero i privati di circa metà del costo. Per questo Gallina propone anche una soluzione alternativa. Chiediamo alla Regione di intervenire nel sbloccare la possibilità di dare questa impegnativa, ricorrendo magari anche a una tassa di scopo. La legge lo prevede, e io credo che i cittadini veneti non si rammaricheranno se pagano una tassa per consentire agli anziani di poter entrare dentro le RSA senza subire un esborso economico importante. Una situazione gravissima che costringe molti a rivolgersi al privato. Oggi sono 2.000 gli anziani in lista d'attesa nella sola provincia trevigiana, 10.000 nel Veneto, ma la richiesta dei familiari va anche oltre. Chiederemo quindi, dicevo, anche alla Regione di rivedere quello che è il contributo sanitario che viene dato da 52 a 57 euro. È fermo da più di 8 anni, non è adeguato all'inflazione, quindi chiediamo alla Regione di intervenire in questo senso. Chiediamo anche alla Regione di mettere un tetto al costo delle rette. Fino adesso ognuno è libero di fare quello che vuole. Una petizione di carattere etico, prosegue Gallina, che non vuole far abbassare le rette alle RSA perché dice i costi ci sono, i lavoratori vanno pagati, ma che deve portare la Regione più vicino ai cittadini. Il problema probabilmente a breve scoppierà, nel senso che gli anziani aumenteranno sempre e ci sarà sempre più bisogno, di strutture per poterli accogliere. Si potrà firmare sabato 25 aprile nei portierati delle RSA cittadine e se non sarà sufficiente saranno allestiti anche dei gazebi. Ma a protestare sono anche i medici di famiglia, in rivolta contro la proposta di riforma del ministro Schillaci, un cambiamento che penalizzerebbe gli stessi medici ma anche i pazienti. Andiamo ad esempio a Treviso, dove sono coinvolti oltre 300 camici bianchi. Per il momento è solo una bozza di decreto legge, ma ha già scatenato la reazione dei medici di medicina generale che la bocciano senza appello. Un provvedimento, quello del ministro della Salute Orazio Schillaci, dicono che non è stato discusso con le categorie, inattuabile e pericoloso per i pazienti. Un decreto che dovrebbe far funzionare le cosiddette case di comunità, che ad esempio a Treviso sono 17. La prima contestazione è il cosiddetto doppio canale, prevede che i medici destinati alle case di comunità diventino dipendenti pubblici. Questo decreto non tutela il cittadino. Più di 1 milione di cittadini rimarranno senza la figura di riferimento che è il medico di medicina generale, col quale instaurano un rapporto fiduciario e che li conosce. Diventerà un rapporto spersonalizzato, frammentario, diventerà un po' il supermercato della salute, dove non ci sarà più un rapporto come è sempre stato col medico di fiducia. Una riforma che solo a Treviso riguarda oltre 300 medici e, dice il sindacato, mette in discussione il rapporto di fiducia con il paziente, penalizzando un'intera generazione di sanitari, quelli che non hanno potuto ottenere la specializzazione in medicina generale richiesta dal decreto e che quindi saranno esclusi dai benefici. Ma penalizzati sarebbero anche i giovani professionisti, molti potrebbero preferire la specialità. Questo potrà comportare anche un aumento di accessi sicuramente al pronto soccorso. Inoltre questo arriva anche a discapito dei nostri giovani colleghi. I nostri giovani colleghi sono molto importanti in questo momento perché sapete tutti quanti che il numero dei medici è diminuito, il numero dei medici che vogliono accedere a questo lavoro è diminuito.
I giovani colleghi si troveranno di fronte a una scelta, molti abbandoneranno questa professione, quindi c'era un alto rischio di abbandono. Dai medici la richiesta dunque di aprire subito una trattativa sindacale. Questo progetto di riforma è arrivata senza una trattazione, senza una condivisione con le organizzazioni sindacali e quindi la nostra richiesta è quella di chiedere un intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per sospendere questo progetto, questo decreto in primis, e per poter avviare le trattative. I tempi sono stretti, il testo finale dovrebbe essere inviato alle regioni, quindi nuovo incontro tra 10 giorni, approvazione del Consiglio dei Ministri e entrata in vigore entro maggio. Esattamente un anno fa la morte di Giancarlo Gentilini, il sindaco sceriffo di Treviso. A ricordarlo oggi con una lettera aperta è la moglie Maria, che ringrazia la città di Treviso che non l'ha mai lasciata sola. Queste le sue parole affidate al nostro Lucio Zanato. Eccoci qua, un anno senza Giancarlo. Però ricorderò tutti gli anni trascorsi assieme a lui, anche perché se lui non c'è più, lo sento sempre vicino a me. Inizia così la lettera aperta che la signora Maria ha dedicato al suo Giancarlo a un anno esatto dalla scomparsa del sindaco sceriffo. 365 giorni senza Gentilini, l'uomo pubblico e quello privato, ammesso che una distinzione fosse così netta, lui che si sentiva un tutt'uno con la città. Maria lo sa bene e nelle sue parole c'è soprattutto gratitudine nei confronti dei trevigiani. Voglio dire un grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini e siete veramente tanti. Un saluto affettuoso con tanta stima a tutti. Città che non dimentica il suo sindaco e che adesso vuole dedicargli un tratto di mura, quello tra Porta Santi 40 e Vicolo San Bartolomeo, non un luogo a caso. Che lui amava tanto le sue mura, tutti i giorni andava là a passeggiare e quindi è stata un'idea veramente meravigliosa. Anche perché le mura sono un simbolo della città e lui è stato uno dei primi a cercare di salvarle. Altro che lui è stato il promotore di tutta la salvezza di quelle mura là. Ecco, sì, sono contenta. Tra i cimeli e i frammenti di una vita, uno su tutti parla di Gentilini, il suo cappello d'alpino che Maria vorrebbe veder sfilare all'ormai imminente adunata di Genova, portato dal sindaco Mario Conte. Sarebbe ovviamente per me una grande emozione e quindi lo farò certamente e lo farò davvero con l'orgoglio di portare con me Giancarlo Gentilini e indossando la fascia tricolore. Il cappello di Giancarlo credo che sarà un'unione di energie pazzesche. Resta una casa con le sue abitudini, quelle di ieri e quelle di oggi. Qua io parlo con questo, gli parlo. Ah sì? Sì, mi siedo qua nella poltrona, lo guardo e delle volte gli dico, oggi sono le 5, ti ricordi che magari prendevamo il tè insieme? E mentre scorrono i ricordi, Maria alza lo sguardo per quello che è un messaggio semplice e diretto, capace di dare forma e sostanza a un'assenza. E dopo inoltre voglio anche dire, Giancarlo, hai visto che mi sono fatta coraggio e ti ho lasciato un pensiero anche per te in questo giorno un po' triste per me e per tutti quanti. Sicuramente tu adesso ti farai una bella risata come era il tuo solito. Ciao. Ma Gentilini oggi è stato ricordato in un altro luogo simbolo di Treviso, all'Osteria Domori, con un brindisi, presenti amministratori di ieri e di oggi. È stato un anno molto difficile, molto lungo, dove si è sentita la sua mancanza, che era una mancanza molto presente, quotidiana, perché lui si faceva sentire tutti i giorni, non solo con me, ma con l'amministrazione, con i suoi cittadini. Cosa le manca di più, anche a livello personale basso? La cosa che più mi manca sinceramente è la sua determinazione nel voler il bene assoluto per la città di Treviso. È un legame che non si è spezzato, quello tra Giancarlo Gentilini e la comunità trevigiana, un rapporto che gli amici di una vita hanno voluto ricordare con un brindisi all'Osteria Domori, uno dei luoghi del cuore del sindaco sceriffo. Il piatto più preferito a Gentilini era pasta e fagioli coi tiracche,
dirà che sarebbero le tagliatelle di una volta. Una volta per sbaglio ho servito quei subbiottini di Talini, non me l'ha tirata dietro, ma quasi. Favoloso. E oltre a quello, naturalmente, indovina? Puente a Baccarat. Il ricordo più bello che ho di lui è che mi ha insegnato l'educazione e l'onestà, sicuramente. In tanti in queste ore stanno dedicando un pensiero a Gentilini, immancabile quello di Giampaolo Gobbo. Giancarlo è sempre con noi perché diciamo che la sua via che ci ha indicato e tutta la sua grande forza che aveva nell'empatia con le persone, con la gente, con i nostri cittadini, con la sua Treviso, credo sia unica per un cittadino che ha fatto il sindaco per una vita praticamente. Amministratori del passato e del presente, Gentilini per tutti è stato un aggregatore. Lui ha inventato questo nuovo metodo di fare il sindaco, l'amministratore. Lui era disponibile per la città H24 e noi, tutta una serie di persone giovani e meno giovani, abbiamo tratto insegnamento proprio dalle sue lezioni. L'onestà, la determinazione, la professionalità, la capacità, l'amore per la sua città. Ci ha insegnato dei valori sul territorio. Io ho apprezzato sempre la tempra e soprattutto il sorriso, perché quando bacchettava poi sapeva anche elargire un bellissimo sorriso di cuore. È chiaro che viviamo anche in un'epoca diversa, sono passati tanti anni da quando lui amministrava, però il suo credo resta inscindibile con quello che sono i valori della nostra città. È qui con noi anche adesso e con noi alzerà il calice di prosecco e faremo un brindisi assieme. Sandro, a te l'onore, vai. Sandro. Presenti, ip ip, urra, ip ip, urra, ip ip, urra, 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 urra. Si trova in ospedale il presidente nazionale delle Penne Nere Sebastiano Favero, il trevigiano Sebastiano Favero, e questo dopo giorni di polemiche sul dono del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi. Infatti Elana va all'attacco e parla di stress causato da una campagna denigratoria fatta dai leoni da tastiera. Il suo ultimo impegno pubblico era stata l'adunata sezionale della Montegrappa a Rosà la scorsa domenica. Sebastiano Favero, classe 48, dal 2013 alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini, si trova ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a seguito di un malore. Fonti a lui vicine precisano che non è in pericolo di vita ma che ha bisogno di tranquillità. Alla notizia diffusa velocemente in tutta Italia tramite una comunicazione della sezione Montegrappa e del presidente Giuseppe Rugolo, moltissime sono state le attestazioni di solidarietà e le espressioni di vicinanza con gli auguri di pronta guarigione. Evidentemente, scrive Rugolo, la sua pur forte tempra e il suo carattere combattivo non ce l'hanno fatta sopportare lo stress causato da una campagna denigratoria vigliacca e ignobile scatenata dai soliti leoni da tastiera sul web. Il riferimento è al forte dibattito scatenatosi dopo la cerimonia di consegna del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo stesso Favero era intervenuto in prima persona con un comunicato ufficiale che esprimeva la posizione dell'associazione. Originario di Possagno, laureato in ingegneria, Favero è stato rieletto meno di un anno fa per la quinta volta alla guida dell'associazione. Tra pochi giorni le Penne Nere sono convocate a Genova per la 97esima adunata nazionale dall'8 al 10 maggio. Ritorniamo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di elezioni amministrative, perché da questa mattina alle 8 e fino alle 12 di domani è scattato il deposito di liste e candidature nei 51 comuni del Veneto al voto il 24 e 25 maggio. Nella Marca sono 6 le sfide, non solo Castelfranco Veneto, l'unico dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 7-8 giugno, ma anche Silea, Vidor, Ponte di Piave, Chiarano e Spresiano. A Spresiano dove si presenta Maria Grazia Sossai, è lei la candidata di Lega e Forza Italia, e questo in un centrodestra diviso.
Spresiano è uno di quei comuni che andrà alle urne con il centrodestra spaccato. Maria Grazia Sossai si presenta con una lista che ha i simboli di Forza Italia e Lega. È una cosa che personalmente mi interessa. Noi abbiamo costruito una squadra guardando anni di percorso e quello che fanno gli altri sinceramente non mi compete giudicarlo. Sposata con una figlia, Sossai fa parte dell'associazione San Vincenzo di Spresiano, volontariato che si occupa di emergenze e fragilità. Sostiene la Liga Veneta e il suo impegno pubblico è iniziato nel 2020, attualmente è consigliere comunale di minoranza. Abbiamo delle priorità che sono le esigenze dei cittadini di tutti i giorni e dopo anche una visione su un programma, anche su altro. Abbiamo in squadra parecchie donne e anche giovani, sono 7. Noi vogliamo portare decoro urbano, pulizia, sicurezza, manutenzioni, un programma di manutenzioni serio e da questo partiamo. Poi abbiamo anche idee su degli argomenti importanti. La corsa è tra 2 candidati sindaco al momento, grazie anche all'esperienza fatta. Sossai sa cosa può fare la differenza. Io penso che i cittadini, almeno da quello che io vedo, necessitano di un appoggio costruttivo, proattivo per il comune, vicinanza, solidarietà, anche tutta quella. Non possiamo negare che è un periodo particolare per i cittadini, dobbiamo incentivare i contributi. Infine l'auspicio che parrocchie e associazioni tornino ad essere centrali nella formazione dei giovani e nel sostegno agli anziani di Spresiano. A Roncade, ora, dove è stato inaugurato nel pomeriggio con una festa il campetto da basket, il nuovo campetto da basket che era stato pesantemente vandalizzato nel luglio scorso. Oggi il sindaco, come ci racconta Elena Dal Forno, ha messo anche le telecamere. Ci sono voluti quasi 9 mesi, ma alla fine il campetto da basket di San Cipriano, devastato da alcuni vandali con un falò a centrocampo nel luglio del 2025, ha ripreso vita con una festa che ha visto coinvolti anche gli alpini, fortemente voluti dal sindaco di Roncade, Marco Donadel, anche lui pronto a fare canestro. Da quel giorno lì ho deciso di tenere chiuso il campetto per, oltre a sistemare l'area centrale del campo, ma anche per aggiungere l'illuminazione pubblica. Ho aggiunto un rubinetto per l'acqua, ho aggiunto una panchina e anche la videosorveglianza. Ora siamo pronti a inaugurare e a dare alla cittadinanza e a tutti i ragazzi che vogliono giocare il nuovo campetto polivalente, perché questo può diventare anche un campo da pallavolo in caso di necessità, e con l'illuminazione possiamo dare la possibilità anche ai ragazzi del centro parrocchiale o alle società sportive di poter sfruttare il campo magari anche nelle prime ore serali in estate. Un atto di vandalismo che aveva visto il primo cittadino furibondo contro i teppisti, ai quali aveva promesso che avrebbero pagato i danni. Il gruppetto ora è sotto osservazione. Abbiamo individuato quello che è il gruppetto e sono in monitoraggio da parte della nostra polizia. Il campetto oggi viene riconsegnato al pubblico e resta aperto a tutte e a tutti nel rispetto delle regole e degli orari, da fruire anche magari venendo in bicicletta lungo le ciclabili della zona, appoggiando la bici alla rastrelliera messa proprio davanti all'ingresso. Può essere usufruito dalla cittadinanza e dalle tante famiglie che in questi mesi mi hanno scritto chiedendomi quando veniva riconsegnato alla comunità. C'è tanto bisogno di spazi di aggregazione, di spazi per i giovani, e questa è una risposta concreta che diamo a tutta la cittadinanza. Oggi a Venezia la presentazione degli eventi collegati all'anno marciano, con il Patriarcato di Venezia che ha confermato che Papa Leone verrà in Veneto, in particolare nel capoluogo lagunare. Vi ricordo che qualche giorno fa era stato invitato in Veneto anche dal presidente della regione Alberto Stefani, e domani vi trasmetteremo proprio da San Marco la messa di San Marco in diretta dalle 10 sulla nostra emittente. Anche questo un appuntamento tradizionale e molto atteso, quindi domani mattina alle 10. Intanto vediamo che tempo ci attende per questo lungo weekend, 25 aprile, San Marco, quindi la parola al nostro generale Giancarlo Iannicelli.
Una vasta area anticiclonica interessa tutte le nostre zone, ma potremmo dire tutta l'Italia, come vedete dalla carta del tempo. Alta pressione livellata, quindi crea una situazione di calma con i sistemi perturbati che aggirano questa alta pressione ma si mantengono lontane dalle nostre latitudini, e quindi situazione di calma, ripeto, di tempo stabile per sabato, domenica, lunedì, con un cielo in prevalenza sereno, anzi sereno, ti ripeto, veramente 3 giornate soleggiate, con temperature anche di conseguenza quasi estive, quindi le minime saranno tra i 12 e i 14 gradi, le massime addirittura 24-25 gradi, questo al coperto, all'ombra, al sole saranno molto più, quindi giornate veramente tipiche per iniziare la stagione estiva al mare. E poi da martedì avremo un piccolo peggioramento, l'alta pressione cede, passa un sistema perturbato, qualche breve precipitazione piovigine tra lunedì e martedì e poi di nuovo tempo stabile, quindi sembra che la stagione insomma ritorni nei canoni e quindi ci avviamo veramente a una primavera quasi estiva. I venti sono deboli, c'è qualche rinforzo sull'Adriatico e questo fa sì che il mare si preveda da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove è caccia aperta ai banditi che la notte scorsa sono entrati in un'abitazione, siamo nella Feltrino a Feltre, lungo la Cugliada, con i proprietari che sono stati legati, chiusi in bagno e rapinati. Ci racconta tutto Fabio Fioravanzi con le immagini di Stefano Bozzi. Rapina e nottata di terrore per i coniugi Bassani che nonostante tutto questa mattina sono andati a lavorare con i loro fiori. I rapinatori si sono introdotti nella loro villetta di via Cugliada, lungo la strada che da Feltre porta a Fonzaso, legandoli e chiudendoli in bagno. Le urla delle vittime hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno allertato i carabinieri, prontamente intervenuti. La zona, come ci racconta chi abita lì poco distante, purtroppo non è nuova a simili episodi. L'anno scorso in giugno, di notte, ho sentito dei rumori, però ho udito lei gatti, però 2 gatti che girano qua e là. Poi mi sono alzato alle 2 ad andare in bagno, ho trovato un casino e mi hanno aperto i cassetti, ho preso il portafoglio di mia moglie, il mio, i recini e hanno portato via. Per fortuna mi hanno lasciato gli documenti, però non ho più dormito dopo, è stato un stress continuo perché non pensavo. Indagini coordinate dall'autorità giudiziaria sono in corso da parte dei carabinieri di Feltre e Belluno. Intanto la comunità, non soltanto lungo la Cugliada, è sconvolta, incredula. Via Cugliada, una strada lunghissima che da Feltre porta a Fonzaso, teatro purtroppo di un fatto criminoso. Rapina di notte con vittime chiuse legate in bagno, città attonita di fronte a quanto accaduto, a cominciare dal suo primo cittadino. Quanto accaduto a Feltrino è un episodio grave che richiede la massima attenzione. Come comune siamo in costante contatto con tutte le forze dell'ordine che stanno operando con professionalità e tempestività e alle quali va il nostro pieno supporto. Da tempo stiamo lavorando sul tema sicurezza e rafforzare il sistema di sicurezza sul territorio è uno dei progetti. Oggi a Feltre sono attive circa 60 telecamere di videosorveglianza e il nostro impegno è quello di implementarli ulteriormente anche con sistemi di lettura tag nelle principali rotatorie e nei punti di accesso alla città. Feltre resta nel complesso un territorio sufficientemente sicuro, tuttavia episodi come questi non vanno sottovalutati. Devono essere affrontati con determinazione e prevenuti con ogni mezzo possibile. Abbastanza drammatica la faccenda, ormai non si è più sicuri da nessuna parte. Ho sentito adesso al mercato. E che effetto le fa una notizia? Orrendo. Paura. Che effetto le fa una notizia? Brutta, molto brutta, perché non siamo più sicuri. Non si è più tranquilli al giorno d'oggi, quindi bisogna stare attenti e
E niente, sperare. Noi che abbiamo figli, cioè, vabbè, anche chi non ha figli, ma noi che abbiamo una figlia sinceramente è ancora peggio. Sono stati addirittura legati, quindi uno non è più tranquillo neanche in casa propria, cioè una roba tremenda per quanto mi riguarda. Sicuramente non mi fa sentire a mio agio, al sicuro, mettiamola così, se succedono queste cose. Mi dispiace, ma sono cose che succedono qui, succedono in altre città, non ci possiamo fare niente. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, ma non possono essere ovunque. La pagina della sanità, ritorniamo a parlare di Olimpiadi. Siamo stati olimpici, il bilancio, le sfide e i successi dei servizi medici a Milano Cortina 2026. Presso l'Alexander Girardi Hall di Cortina d'Ampezzo il convegno ha riunito le autorità del territorio, il comitato organizzatore e i professionisti che hanno operato per tracciare il bilancio di una macchina organizzativa imponente che ha ricevuto il plauso ufficiale del CIO. Il sistema sanitario che è stato messo in piedi per l'evento olimpico e paraolimpico ha risposto in maniera egregia, in maniera assoluta, anche perché è stato un sistema sanitario che ha risposto anche come doveva essere alle esigenze del resto della comunità bellunese in particolare. Quindi un sistema sanitario che ha dato la risposta sia alla fase olimpica, agli atleti, alla famiglia olimpica, alla workforce, ma anche a tutta la comunità bellunese che in quel periodo appunto continuava a svolgere la propria attività, la propria presenza nel territorio. I dati presentati dal commissario dell'azienda ULS 1 Dolomiti fotografano lo sforzo del Servizio Sanitario Regionale del Veneto, che ha garantito un sistema a doppio binario, cure di eccellenza per gli atleti senza alcuna riduzione dell'assistenza per i residenti. Il team sanitario olimpico ha visto in campo oltre 1.100 professionisti e 900 volontari, con oltre 62.000 ore di servizio complessive nel periodo olimpico e paralimpico. Gli accessi e gli interventi sono stati complessivamente 1.080. Policlinico olimpico e ospedali, 223 accessi al pronto soccorso di Cortina e 16 a Belluno, con 8 ricoveri a Belluno e 3 a Treviso. Villaggio olimpico, l'ambulatorio medico ha gestito 396 accessi, la farmacia olimpica 239 accessi e l'ambulatorio odontoiatrico 81 accessi. SUEM 109 interventi complessivi sulle piste e nelle venue con encomio del CIO per la rapidità dei soccorsi durante le gare di discesa libera. La sanità è stato un punto di forza delle Olimpiadi, c'è riconosciuto a livello internazionale da parte delle federazioni internazionali sia dal punto di vista della prevenzione sia dal punto di vista delle attività sanitarie per gli atleti, per la famiglia olimpica e per i turisti. Complimenti, avete centrato l'obiettivo perché oltre alle Olimpiadi avete creato una legacy per il futuro per il territorio. In ultima battuta vi ricordo che subito dopo la sigla Il Meteo andrà in onda la nostra sketch comedy Igor e Davide Show con Igor Barbazza e Davide Stefanato. Per il momento non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. Quindi tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.